talento a quello là. Vuoi vedere che alla fine ce la fa? Come anch'io da ragazzino che ho seguito il mio destino e 3000 la mia voce è ancora qua. 1000 voci Suonano potenti come 1000 baci. Quando senti dentro quella voglia che non muore mai, che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. 1000 voci, Mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderà. 1000 voci. Splendide! Le Dancing Majorette di Mentana, grazie per essere state ancora qui con noi in questa puntata di 1000 voci, grazie alla vostra insegnante coreografa, il boss Roberta Ruggeri, e grazie alle Dancing Majorette. Grazie. Un inizio scoppiettante. E se vi dico adesso come continuiamo la puntata capirete che non ci potete lasciare, dovete seguirla tutta perché sarà un crescendo. Perché adesso tocca a lei, una grande artista, una grande cantante, una grande amica di 1000 voci, Giovanna Nocetti! Giovanna, ben trovata. Grazie. Grazie di essere qui ancora con noi in questa 19ª edizione di 1000 voci. Io sono felicissima perché, come tu sai, faccio un po' parte dell'arredamento. Sono sempre No. Qualche volta non ho potuto esserci, ma sono praticamente sempre stata con voi. Assolutamente sì, sei stata ospite in un mio Daphne and Friends, sei stata molto carina, bellissimo, abbiamo duettato sì. insieme, quindi Sì. è stata una bella esperienza. Ma Giovanna, ho letto che cosa canti. Ho detto no, ma forse ho sbagliato, non è quella canzone, è proprio quella. È quella. Allora, una breve parentesi. Quando i nostri autori, io sto parlando di Giacomo Puccini, quando i nostri autori scrivevano, avevano l'obbligo di mettere in un'aria che
il giorno dopo potessero cantare il panettiere. Quindi il che fosse fornaio, orecchiabile. Che fosse orecchiabile. E l'ultima opera che ha scritto il grande Giacomo Puccini ha fatto in tempo a scrivere Nessun dorma. Allora, molto spesso si pensa che le arie d'opera siano solo per i cantanti di musica lirica. Non è vero, perché anche la voce naturale ha il suo fascino. E infatti... questo ti dimostra che questa magnifica aria, famosa in tutto il mondo, può essere cantata da una voce naturale. No, può essere cantata da una voce naturale, ma deve essere una voce bella e preparata, non è che la possono cantare tutti, ma lei sì. Giovanna Nocetti con Nessun dorma. Grazie. Nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza, ma il mio mistero è chiuso in Ma che spettacolo! Hai già vinto! Grazie. Hai già vinto! Grazie. Bellissima interpretazione, lo ripeto, solo chi ha una voce come lei può cantare canzoni come questa. Grazie. Giovanna Nocetti! Grazie. No, posso dire una cosa? Venitemi a trovare, io ho un teatro molto bello. Il sindaco mi ha fatto direttore artistico del Teatro Cagnoni di Godiasco, Salice Terme, e venitemi a trovare, ci sono delle bellissime cose e ogni tanto canto anch'io. Canto delle cose belle. Quindi seguite Giovanna Nocetti e andate a trovare a teatro. E dopo Giovanna Nocetti, cioè dopo Nessun dorma, voglio dire, la puntata la possiamo chiudere e invece noi dobbiamo andare avanti, quindi dobbiamo lasciar spazio, facciamo una voce maschile, così diciamo che non ci mettiamo in competizione, e mi faccio venire ad aiutare dal mio caro amico Riccardo Antonelli. E va bene. Sì. Dopo Nessun dorma, appunto. che vuoi? Tocca a te, mo fatelo Grazie. piacere, Grazie. prego. Giovanna,
Che ci canti, Ricca? Così. Ma un brano, una canzone napoletana, una bellissima serenata, sai, di quelle proprio classiche, quale potrebbe essere ah, che bella aria fresca, Cadore Malvarosa, ma non è questa. Ecco, che poteva. Oppure, che so, Dai, fammene un'altra. oppure questa che vado a fare. Riccardo Antonelli! Faccia Maria, castung miezza via, spero da va vedere, non trovano pace, a notte faccia giorna, sempre per sta caturna. Spera ne c'è parlare. Dai con me! Oi Maria, quanto suona già per sapete, fammi dormire, abbracciato un poco con te. Oi Maria, quanto suona già perso per te, fammi dormire, oi Maria, miezza stu giardiniella, c'eri da Malvarosa, nuriette fronne rosa. Per te viene che notte dolce, oggi è che non manta, tu dormi di canto, donna fianca a te, dai ancora, oi Maria, quanto suona già per sapete, fammi dormire, abbracciate un po' con te. Oi Maria, quanto suona già per sapete, Grazie Riccardo. Ma scusami, ma ora chi tocca? Ecco, vedi, adesso anche Riccardo ha imparato questa cosa. Allora, vieni che ti accompagno al posto. Bene. Così ti spiego perché ho bisogno di accompagnarti. Benissimo. E cosa succede. Adesso a chi tocca? A chi tocca? A chi tocca? Sono l'unica a cui si possa fare questa domanda. Allora, mi sposto perché ho dato tempo ai tecnici di sistemare una panchina. Ora tu dici, che c'entra la panchina? Non c'entra solo la panchina, c'entra anche la moglie del turco in questa canzone, perché qui non è che solo il turco decide le canzoni e poi dice a Daphne quelle che deve cantare, ci si è messa pure Giseli, per cui ha chiamato e ha detto: mamma mia, però questa canzone in Brasile è tanto conosciuta, è una canzone italiana che è stata comunque anche tradotta, è stata carina perché ha detto Daphne la canterebbe benissimo. Quindi è stata... Ma io però ho dovuto studiare questa canzone che non sapevo benissimo, conoscevo perché è una canzone molto famosa, la conoscete tutti, mi sono dovuta impegnare. Quindi c'è lo zampino di Giseli. Dobbiamo decidere se è colpa sua o merito suo, lo decideremo alla fine di questa esibizione. E ho scelto la panchina
Perché questa canzone è una di quelle canzoni che raccontano le storie. E questa canzone racconta la storia, adesso come vi dico il titolo lo capirete, la storia di un appuntamento. Quindi è una canzone molto famosa, portata al successo da Ornella Vanoni e cantata qui a 1000 voci da Daphne, accompagnata dai ballerini Fabrizio ed Elisa. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando ad un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi non esisto, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza, perduta tra la gente. Amore, è già tardi e non resisto. Se tu non arrivi non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te l'hai sbriciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto. Vai, vai, vai.
Solitudine? Depressione? Stress? Il rimedio è a portata di telecomando. Basta una comoda seduta settimanale per ottenere grandi risultati con 1000 voci per la regia di Gianni Turco. Mi avvicino per presentare il prossimo ospite di questa puntata, che è Franco Tortora. Vieni Franco. Buonasera. Allora, Ciao, Franco cara. è già stato ospite in un'altra puntata di questa edizione di 1000 Voci. Esatto. E in quella puntata ho scoperto essere veterano di 1000 Voci, Sì. perché hai partecipato già a un paio di edizioni nel 2010, 2011, 2012 mi sembra, e anche nel 2013. E poi lo abbiamo visto anche calcare A The Voice Senior, una voce limpida, calda, che si adatta a qualunque tipo di interpretazione. Sì. In realtà in questa occasione noi siamo contentissimi, oltre di ospitarti per la tua bellissima voce, Ti ringrazio. Cara. ma anche per la scelta del brano che hai fatto. Sì, no? questo Perché... è un omaggio che voglio fare appunto al grande Toto Cutugno che abbiamo perso poco facciamo un tempo applauso. fa. Facciamo un perché- applauso. E questa è una canzone che mi ha colpito tantissimo già quando fu fatta appunto al Festival di Sanremo in coppia con Ray Charles. La canzone è meravigliosa, interpretata. Toto Cutugno è sì. un poeta. Sì, esatto. Si è scritto tanto dopo la sua morte, si è detto tanto sul suo carattere, sul suo modo di scrivere, Ma poi alla noi- fine si è rivalutato Esatto. appena è venuto a mancare tutto il patrimonio musicale che ci ha Esatto. lasciato. A noi quello interessa, perché è quello, noi oggi. abbiamo questa come eredità, che è una bellissima eredità, perché Esatto. Toto Cutugno è conosciuto in tutto il mondo, quindi ha fatto conoscere la musica italiana in tutto il mondo e ha scritto delle grandi poesie, quindi siamo felici di poter ascoltare E questa è questo una di omaggio, quelle. questa poesia, Gli amori, Franco Tortora. Grazie. Accesi, spenti, stupidi, speciali. Due consonanti perse in tre vocali. Sono loro che ci aiutano a non sentirci soli, perciò sono importanti e li chiamiamo amori. Gli amori sotto un grande cielo o chiusi in una stanza, gli amori in cui hai perso la speranza, gli amori con le spalle al muro o quando dici Dio ci pensa, gli amori in cui non sei sicuro e a cui non dai importanza. Ma quanti amori, quali amori, con il coraggio e la paura di volersi bene, amori fragili che vanno via, quelli in cui soffri solamente tu e agli altri a dire cosa vuoi che sia. Quanti amori, quali amori, amori ormai scoppiati che non sanno stare insieme, amori al limite della follia, quelli che trovi e che non lasci più, gli amori a pezzi da gettare via. Immagina due mondi solitari, sospesi tra le stelle in mezzo ai mari. A volte si avvicinano per non sentirsi soli, per questo sono grandi e li chiamiamo amori.
ma quanti amori, quali amori, con il coraggio e la paura di volersi bene. Amori fragili che vanno via, quelli in cui soffri solamente tu e gli altri a dire cosa vuoi che sia. Quanti amori, troppi amori, amori appena nati con la voglia di restare insieme. Amori al limite della follia, quelli che trovi e che non lasci più, gli amori a pezzi da gettare via. Quanti amori, ma quali amori, amori al limite della pazzia, quelli che trovi e che non lasci più, gli amori a pezzi da gettare via. Gli amori sono quasi tutti uguali, la differenza adesso falla tu. Grazie. Franco Tortora! Grazie, cara. Hai un timbro veramente bello, pulito, caldo. Noi ci dobbiamo organizzare per fare un duetto, Franco. Va benissimo, perché volentieri. sarebbe secondo me una bella accoppiata tra le nostre voci. Complimenti, bravo Franco. Grazie. E Ciao, grazie buonasera. per questo omaggio a Toto Cutugno. Franco Grazie. Tortora! Grazie. Turco, facci un pensierino che secondo me viene una cosa carina, l'ho buttata là, tanto siamo pochi intimi, ne parliamo tra noi. Detto questo andiamo avanti con una bellissima voce femminile, lei è una cantautrice, tornata a trovarci a Mille Voci, Carol Mag! Grazie a tutti. Bentornata Carol, abbiamo Grazie già avuto mille. modo di incontrarci nel corso di questa 19ª edizione di Mille Voci ed è stato veramente un piacere. Abbiamo Sì, avuto, anche per me assolutamente. abbiamo avuto insieme modo di ricordare, e lo rifacciamo, il nostro carissimo amico il maestro Alessandro e lo ricordiamo Un con applauso. enorme affetto perché fu lui il gancio che poi ti portò, no, a conoscere quindi Gianni sarò Turco. sempre grato a lui, veramente era una persona e un artista, era fantastico veramente. Assolutamente, e siamo stati contenti di aver potuto condividere con lui parte di questa avventura. Oggi cosa ci canti? Un altro brano scritto da te? Sì, un altro brano scritto da me in collaborazione sempre con il produttore Frank Minoia, e questo è un brano che parla d'amore e ha un sound R&B, perché io vorrei un po' riportare l'R&B in Italia, mi piacerebbe molto riportare questo genere, e questo brano si chiama Non ho più paura. A Mille Voci, Carol Mag! Quante volte ho pensato, no, l'amore non fa per me. Troppo spesso la mia mente ha sfiorato questa idea, ma è bastato un tuo sguardo per aprirmi ad un sogno. Il timore di quel vuoto non è più la mia realtà. Ora vivo sapendo che c'è una via, una speranza per me. La cercavo dentro, ma la soluzione è nei tuoi occhi. Ogni passo mi porta più in là, mi allontano da questa città. Senti questo vento, soffia verso nuovi orizzonti. Sentimi, io sono qui.
ricordare il passato, il presente è magia con te, il futuro è da scoprire, lo faremo insieme. Ho trovato il mio posto e quel posto è vicino a te. Non vorrei mai essere da nessun'altra parte. Mi dicevano aspetta e vedrai, ma io non avrei sperato mai di incontrare al mondo chi mi voglia far volare in alto. Non devo più nascondere le mie ali, perché tu le mie qualità le ami per davvero, davvero. Prendimi, io sono qui. Non ho più paura, non ho più paura, no. Toccami, accendimi, accendimi. Non ho più paura dell'amore. Sensazioni nuove, fantasie che corrono a sfiorare l'infinito. Non ho più paura, no, no. Non ho più paura, no. Non ho più paura, no. No, 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 no. Bravissima! Grazie, Bravissima veramente. Carol Mag, una bellissima vocalità, una grande estensione. Abbiamo potuto vedere anche il videoclip che ti accompagnava, quindi complimenti, veramente grazie di essere È veramente stata un onore per me essere qui e cantare insieme a tutti questi cantanti bravissimi. Veramente Grazie a un te onore. Carol, grazie di essere stata con noi, prego. Tutta bella gente qui a Mille Voci, diciamocelo. Detto questo, andiamo avanti invece con una voce maschile, con un altro protagonista di questa edizione di Mille Voci, Domenico Bartolomeo. Ciao Daphne. Domenico, ci stiamo facendo un bel percorso di Mille Voci anche quest'anno, sì, ospite sì. fisso di questa edizione, con vero piacere. Domenico canta la musica leggera italiana. Qual è la canzone della puntata di oggi? Allora, oggi facciamo un omaggio a Gianni Morandi con E l'amore ci cambia la vita, cioè l'amore ci cambia la vita. L'amore ci cambia la vita. Domenico Bartolomeo. Grazie. Lo puoi vedere anche nei film, che per amore non puoi morire. Ma puoi soffrire anche 100 anni senza capire perché. Le scene perdono colore e il freddo arriva alle mani. Resti da solo nel silenzio per raccontarlo anche a Dio. Senti che tutto quello che hai ti scappa via in un minuto e non capisci perché vorresti andare via. Poi le tue lacrime e un gesto si fermano in un respiro e non vedi più niente, non può finire qui. Rimani come un bambino seduto davanti a un televisore. Tu non capisci cos'è l'amore. È l'amore che ci ha cambiato la vita. Vive dentro 1 miliardo di cuori e non si può più fermare. È l'amore, l'amore, l'amore che non mi fa più dormire. Come un treno che viaggia veloce di notte e non mi fa sognare. È l'amore deluso, sconfitto, impazzito, scritto dentro 1000 canzoni,
Questo amore di nuove promesse finite, di vecchie storie lontane, che differenza c'è? Anche questo è amore. Io non ho mai voluto più cercarti perché ho paura. Io ho già chiamato 1000 volte senza risponderti mai. Vorrei fermarti ad un portone e poi assaggiarti per ore e ridere sulle tue labbra, dormire sulle tue spalle, poi scivolare nel buio del tuo vestito più nuovo, conquistare il mondo davanti agli occhi tuoi, poi liberare le mani, piangere sopra i tuoi seni e ritornare bambino insieme. È l'amore che ci ha cambiato la vita. Vive dentro 1 miliardo di cuori e non si può più fermare. È l'amore, l'amore, l'amore che non mi fa più dormire. Come un treno che viaggia veloce di notte e che mi fa sognare. Che differenza c'è? Anche questo è amore. È l'amore che ci ha cambiato la vita. Grazie. Grazie a tutti. Domenico Bartolomeo, l'amore ci cambia la vita. Grazie, grazie Domenico, alla prossima puntata. Ora, è vero che io l'ho già cantata la mia canzone, però adesso ve ne faccio sentire un'altra. E voi dite perché? Perché abbiamo tempo e al Turco come canto questa canzone piace molto. E quindi ha detto, visto che abbiamo un po' di tempo, perché non ci canti questa canzone, ce la ricanti? Perché ho cantato questa canzone nelle prime puntate di 1000 Voci. Devo dire che ha avuto un discreto successo e quindi adesso ve la ricanto, vi punisco e vi ricanto questa canzone. Una canzone di Loretta Goggi, Maledetta Primavera. Voglia di stringersi e poi vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta, se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Per innamorarmi poi
carezze che non toccano il cuore, stelle una sola ce n'è che mi può dare la misura di un amore, se per errore chiudi gli occhi e pensi a me. Questo è un fuori programma. No, perché adesso giustamente tu fai sempre i complimenti a noi cantanti, cioè, a te non ci pensa nessuno, tu sei bravissima. Oltre a essere una conduttrice stupenda, c'hai una voce meravigliosa. Grazie. Facciamo un bello applauso anche a lei. Complimenti soltanto a noi, a lei no. Grazie, brava. Grazie Franco, grazie tanto. Grazie, che carino. Bene, grazie a tutti. Allora andiamo avanti, siamo quasi addirittura di arrivo di questa nuova puntata di Mille Voci. Ora, l'abbiamo nominato, io lo nomino spesso perché lui arrangia i brani che io canto, litiga sempre col turco per come vanno arrangiati questi brani e quindi voglio dire, ormai chi ci conosce, chi conosce la nostra storia lo sa che sto parlando di Angelo Petruccetti! Sì. Ma che poi il caso vuole che la canzone che hai appena cantato, sai chi l'ha scritta? No, dimmi. L'autore di Cuore Matto, Totò Savio. Vedi? C'è sempre qualcosa. Noi siamo legati in qualche modo. C'è qualcosa, non lo so. Angelo Petruccetti parte della Little Tony Family insieme a Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony. Lui promuove e porta in giro per l'Italia e per il mondo la musica di Little Tony. È stato fatto anche un omaggio a Tony a Tivoli di recente, dove abbiamo svelato il busto, un busto perché... meraviglioso. E pensa che l'altro giorno è uscito un articolo su un giornale che dice che vanno tanti fan a fare le foto, a fare i selfie, e quindi pare che insomma questa cosa stiamo muovendo molto. Anche il turismo a Tivoli, certo, a Tivoli ha tante cose importanti, ma adesso c'è anche Little Tony. Angelo Petruccetti canta, lo so, il turco dice sempre che canta fa, però invece Angelo se oltre mi chiama essere, ci sarà un motivo. Sì, perché poi alla fine ti vuole bene. Certo, grazie. È strano perché questo è un programma che lavoro sempre. È un programma. Ma prossimo anno imparerò a ballare. Non c'è niente da fare proprio, io ci ho provato, ce l'ha Angelo, con me, lascia perdere. Va bene. Allora Angelo suona tantissimi strumenti, arrangia i brani, scrive e canta anche. Ogni tanto. Canta bene, dai, su, canta bene, canta le canzoni di Tony, ma canta anche le canzoni di Pino Donaggio. Per esempio, guarda caso. Una canzone di Pino Donaggio che ha cantato anche Elvis Presley, sai qual è? Quindi You Don't Tell Me You Say You Love Me. Quindi adesso cantata da Angelo Petruccetti dopo questa presentazione, vuoi mettere? Allora, dedicami questa canzone, dai, vai. Io che non vivo senza te. Adesso va meglio. Angelo Petruccetti! Grazie.
Don't you know that now you're gone? That I left it on my own, and I have to follow you and beg you to come on. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Believe me, I can never love you. I believe me, I never tie you down. Left alone, just memory. Life is thick and so unreal. All this left is loneliness. There's nothing left to feel. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Believe me, oh believe me, oh. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Believe me, believe me, believe me, believe me, A Petruccetti, ma pure il coro t'abbiamo rimediato. Ma io dico, il gran coro. Appunto. La volta precedente volevi maggiorette. Al maggiorette. Questa volta il coro tu ci guadagni sempre qui, Sempre. Adesso vediamo che succede prossimamente. Ecco, infatti, ma è una minaccia. No, sì, Allora, esatto. rimanete proprio un secondo, perché come avete capito siamo arrivati alla fine e tocca proprio a loro, quindi ho bisogno di un secondino di passare la linea al turco. Rimanete con noi per il gran finale. Linea al turco. Bentornati proprio per questo gran finale di puntata insieme al coro, al nostro coro di 1000 voci, i Seven Hills. Grazie, ciao Daphne. Eccoci di nuovo. Gianluca Buratti, Seven Hills, ospiti di questa edizione di 1000 voci. Chiudiamo con voi questa puntata con il brano Every Praise. Every Praise insieme ai Seven Hills. Grazie. Clap your hands, lift your voice, and sing your praise to the Lord. Come on, sing every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, come on. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, sing one more time. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God.
Every praise is to our God. Come on, one hot step higher. Every word of worship. Every praise. Every praise is to our God. Come on, sing hallelujah. It's to our God. Glory, hallelujah. Every praise. Every praise is to our God. I'll step higher one more time. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Glory, hallelujah. Every praise Come on, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Come on. And God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. One more time. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Come on, every praise. Every word of worship. Every praise. Every praise is to our God. I Seven Hills a Mille Voci e chiudiamo con voi Grazie. e con tutti gli artisti che si sono esibiti nel corso di questa puntata: Franco Tortora, Angelo Petruccetti, Carol Mag, Riccardo Antonelli, Giovanna, Domenico Bartolomeo e le Dancing Majorette. Ci sono anche i miei ballerini Fabrizio e Elisa. Siamo tutti? Sì? Bene. Grazie per essere stati con noi anche in questa puntata di Mille Voci. Ci siamo pronti? Turco, sigla!